Allora, rieccoci con Flavio Tosi, stiamo parlando di questa nuova alleanza, di questo matrimonio che sembra essere mal digerito da una parte della base leghista. Qualche cittadino potrà dire avete fatto male ad allearvi, anche se in realtà è un'alleanza molto sui generis, per un'alleanza dove neanche determini il candidato premier, vuol dire che poi alla fine, una volta che saranno passate le elezioni politiche, a Roma ognuno per sé, Dio per tutti. Però, ripeto, rispetto allo svantaggio di avere qualche parlamentare in meno, che nella strategia della Lega per il territorio cambia poco. Non ne avevamo avuti anche tantissimi e alla fine da Roma siamo sempre rimasti fregati. Vale molto di più la possibilità di portare a casa appunto la Lombardia. Scommettete tutto sulla Lombardia e se dovesse andare male? E chiudo sul discorso invece di cosa interessa, immagino, al PDL, visto che Berlusconi sa che ci sono possibilità altissime di perdere a livello nazionale, perché i sondaggi dicono chiaramente che c'è in testa Bersani, che lui non sarà né il candidato né il premier, a maggior ragione visto che si perde. A quel punto significa che a lui interessa probabilmente provare ad impattare al Senato, perché il sistema elettorale fatto da noi e da lui consente queste maggioranze anomale dove uno può vincere la Camera e non vincere al Senato, e quindi probabilmente cerca di mettere Bersani in stallo al Senato. Se non si vincesse la Lombardia sarà ovviamente un peccato per la strategia della Lega. Credo che sarà un peccato per il Nord e per il Paese in quel caso, sarebbe un peccato perché io la vedo come l'ultima chance di poter cambiare le cose prima che in questo Paese salti per aria tutto, perché siamo comunque messi ancora malissimo, l'economia va da cani, e va da cani non per colpa del sistema economico, ma per colpa della spesa pubblica, della pressione fiscale che sostiene la spesa pubblica che sta ammazzando il sistema. E quindi per questo dico indispensabile il cambiamento. Ecco, se le regioni virtuose riescono a forzare Roma in questo senso ce la fai, altrimenti si rischia che salti il Paese, quindi è una grande occasione per il Paese e abbiamo fatto l'accordo perché è chiaro che siamo ottimisti di poter vincere in Lombardia, non è che lo fai allo sbaraglio pensando... Sì, ma non è una passeggiata in Lombardia, voglio dire Ambrosoli, allora, Albertini... Che non sia una passeggiata non c'è dubbio. Poi c'è sempre il rischio, no? Lo sapete bene, il PDL è un po' anche imprevedibile come elettorato. Beh, ma per fortuna al di là dei simboli, lo dimostrano le tante elezioni che si sono succedute anche recentemente, contano molto anche le persone, per carità contano i simboli ma molto, molto di più le persone. E noi abbiamo il candidato che è il più conosciuto e il più forte, ma non lo dico perché sono della Lega, è Roberto Maroni, perché tutti sanno che fra i candidati è il più conosciuto, quello che ha un consenso trasversale, fra l'altro, decisamente ampio, perché come Ministro dell'Interno poi e come Ministro del Welfare prima è stato molto molto apprezzato. Certo. Senta, tornando all'alleanza Lega-PDL, perché poi tutto può succedere, però resta il fatto che Berlusconi, insomma l'abbiamo visto anche ieri sera dalla Gruber, così vende bene i suoi numeri, dice siamo in crescita eccetera, da parte della Lega insomma, sì, tanto abbiamo perso, non è un atteggiamento... Allora, sarà forse per un fatto di, non dico che noi siamo più seri, secondo me per un fatto che devi raccontare le cose come sono per appunto essere credibile. E allora quando la Lega per dire aveva ipotizzato qualcuno della Lega la candidatura premier del sottoscritto come Lega in corsa solitaria, non è che sono uscito dicendo che bello vinciamo, andrò a fare il premier perché la Lega vincerà le politiche. Abbiamo detto fin da subito che se così fosse stato sarebbe stata una corsa per rappresentare la Lega come battaglia politica, i suoi ideali, una battaglia di bandiera, sapendo che il premier non sarebbe stato della Lega. Lei l'ha sempre detto. E quindi è inutile andare a dire cose che non sono. E allora siccome i numeri danno Bersani avanti 10 punti grosso modo rispetto al centrodestra, non rispetto a Berlusconi, perché Berlusconi non può essere il candidato premier né il premier. Però c'è scritto Berlusconi presidente nel simbolo. Allora lui può scrivere nel suo simbolo esattamente quello che meglio crede perché è il simbolo suo, però c'è un accordo scritto, carta canta, villan dorme, dove c'è scritto, firmato da lui e da Roberto Maroni, che lui non sarà né il candidato premier né il premier, ma insomma questo mi pare anche di dominio comune perché tutti lo sanno. E quindi in un quadro come questo è evidente che l'accordo a livello nazionale a noi interessa, è dimostratamente di scarso interesse perché si sa che non si vince, non abbiamo scelto di non indicare un premier perché appunto per dimostrare ancora di più che a noi interessa il livello territoriale, che vogliono dire i comuni e vuol dire soprattutto la regione Lombardia, non perché la Lombardia conti più del Veneto, ma perché la Lombardia è fondamentale nella strategia anche per il Veneto come di tutte le nostre regioni.